Se si riferisce alla Brexit, io stappo una bottiglia di buon prosecco. Festeggia la Brexit l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto Roberto Marcato, anche se gli industriali e le associazioni di categoria hanno manifestato forti preoccupazioni per il risultato del referendum nel Regno Unito. Si parla di una botta da 3 miliardi e mezzo di euro sull'export del nord-est. Perché secondo voi adesso non si può più fare il commercio borsistico con queste aziende? Ma di cosa stiamo parlando? Questa è la paura di chi nello status quo ci ha guadagnato fior di miliardi. Cambiare costa, ma costa più a loro che ai cittadini, e noi questa sfida invece siamo convinti che sia per i cittadini. Per Marcato quindi le conseguenze non saranno così disastrose. Internazionalizzare significa anche saper affrontare situazioni come questa. Sono nuove sfide, ma una volta quando si partiva per andare a trovare altri mercati, cioè qui siamo la terra di Marco Polo, non è che siamo rimasti qua a dire ma io sono abituato a vendere a 2 metri da casa, abbiamo cercato altri mercati. Oggi, scusate, non parliamo di internazionalizzazione, di globalizzazione, e questo elemento che dà la stura a tutto questo adesso lo percepiamo come un limite.